Tra il 2003 e il 2005 abbiamo realizzato due importanti riforme, quella del mercato del lavoro, intitolata a Marco Biagi, che fu assassinato, come ricordiamo, dalle Brigate Rosse, proprio per le idee che aveva consigliato fossero contenute in quella riforma, e dall'altra parte nel 2005 la riforma scolastica, che ha introdotto l'alternanza tra la scuola e il lavoro, cioè un tempo nel quale ci si rende conto che per includere quanto più tutti i giovani nei percorsi educativi e non perderli per strada, e dall'altra parte per prepararli in modo compiuto, integrale, ad affrontare il loro futuro e in modo particolare il mercato del lavoro, occorre integrare apprendimento teorico e pratico, riconoscere la valenza educativa del lavoro, riconoscere la capacità formativa dell'impresa. L'istituzione scolastica mantiene il controllo di questi percorsi, la responsabilità di questi percorsi, ma oltre a dialogare doverosamente con le famiglie, deve dialogare anche con le imprese per dare ai giovani l'opportunità di crescere. Qual è la modalità migliore dell'integrazione fra apprendimento teorico e pratico? È l'apprendistato, che chiamiamo duale proprio perché è sia teoria che pratica, ma è scuola, non è lavoro. L'apprendistato di primo livello, di cui abbiamo oggi parlato e che appartiene all'esperienza dell'Istituto Città della Vittoria, è una forma di apprendistato che consente di raggiungere il conseguimento del diploma. Altri consentono il conseguimento di una qualifica. Poi c'è un apprendistato addirittura di terzo livello che consente il conseguimento di una laurea o di un titolo post lauream, o anche di una formazione terziaria come quella dei cosiddetti ITS della istruzione tecnica superiore. E quindi l'apprendistato è il modo migliore rispetto alla semplice alternanza, un modo migliore rispetto allo stage, cioè rispetto al tirocinio, è un modo per formare compiutamente la persona con responsabilità da parte dell'impresa e da parte dell'istituzione scolastica.